Nel 2017, nell'Unione Europea, gli occupati agricoli erano circa 9 milioni e mezzo, in calo del 17,7% rispetto al 2008, caratteristica strutturale dell'ultimo decennio per quasi tutti gli Stati. Fanno eccezione l'Italia, che ha avuto un incremento del 2%, e il Veneto con una crescita del 18%. Prevale quindi l'occupazione maschile. La quota rosa in agricoltura in Europa è in media del 33,7%, in Italia è al 26,2%, nel Veneto al 20,7%. Considerando la posizione professionale, in media nell'UE a 28 la quota di occupati indipendenti è del 61,4%, mentre i dipendenti rappresentano il 38,6% degli occupati agricoli. Nel Veneto gli indipendenti sono il 67,2% a fronte del 32,8% di occupati dipendenti, mentre in Italia al contrario gli indipendenti sono il 43,7%, i dipendenti il 56,3%. La dinamica occupazionale negli ultimi 10 anni evidenzia in quasi tutti i paesi un calo della quota di occupati indipendenti a favore di una crescita dell'incidenza degli occupati dipendenti. L'Italia, come la Francia, ha avuto una perdita meno rilevante, meno 6,9%, mentre la Regione Veneto mostra un aumento del più 15,8% nel 2017 rispetto al 2008. Per gli occupati dipendenti si registra un aumento medio del più 7% in Europa. Crescono anche in Italia, ma del più 14,4%. Meglio ha fatto il Veneto, con un ottimo più 23,9%. Anche per gli occupati indipendenti la propensione a fare impresa rimane prevalentemente una questione maschile. In media, nell'UE a 28 i maschi rappresentano il 71,7% degli occupati indipendenti. In Italia la quota maschile è del 77,5%, in Veneto del 78,8%.